che oggi per noi è l'inizio. Lo voglio dire in modo molto chiaro. La mobilitazione proseguirà finché non ci sarà una svolta nelle scelte politiche nazionali e regionali su sanità pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro e non autosufficienza. A Roma sono arrivati oltre 2000 veneti per partecipare alla manifestazione Articolo 32, Salute, diritto fondamentale delle persone e delle comunità, indetta dalla CGIL e da decine di associazioni attive sul territorio. 2000 lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati veneti, che chiedono il rispetto di quella norma costituzionale. Noi vogliamo una sanità pubblica, basta la privatizzazione, serve un piano straordinario di reclutamento del personale, gli infermieri, gli operatori, tutti siamo sotto organico e quindi serve un piano per dare più assistenza, dobbiamo migliorare la qualità, aiutateci e insieme ce la faremo. Secondo la CGIL il processo di privatizzazione del sistema sanitario nazionale colpisce anche, se non soprattutto, il Veneto e sempre più persone che non possono permettersi di ricorrere alle strutture private rinunciano alla medicina di prevenzione o addirittura a curarsi. Mentre stress, salari bassi, turni massacranti e carenza di personale spingono i lavoratori del comparto a valutare perfino di cambiare professione. I diritti fondamentali, l'articolo 32 della nostra Costituzione deve essere applicato. Noi oggi chiediamo questo, lo chiediamo al governo, ma lo chiediamo anche alla nostra regione. Sono temi fondamentali che riguardano la vita e il futuro delle persone. Per questo oggi siamo in moltissimi qui.